con mister Filippo Chinnici, vince il San Giorgio Piana, vince 2-0 contro il Castellammare, vittoria che è bella, importante sicuramente, ma serve di più per il Molise perché venivate a 2 sconfitte consecutive, quindi intanto... Da un pareggio e una sconfitta, sì, da 2 risultati negativi sicuramente, non a livello di prestazione, però 2 risultati negativi. Oggi c'è da fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita contro un avversario che ricordiamo è in questa categoria da diverso tempo, ha fatto sempre grandissimi campionati, qualcuno forse se lo dimentica, noi no, sapevamo della forza di questo Castellammare, della loro compattezza, della loro aggressività, del loro stile di gioco, una squadra fisicamente che sta benissimo, ha corso fino al 90esimo, quindi è stata una grandissima vittoria da parte nostra. Sicuramente l'abbiamo tenuta un po' troppo viva, quindi questa è la pecca di oggi, perché potevamo chiuderla prima, però c'è da dire che abbiamo vinto meritatamente e sono contento del risultato perché i ragazzi se lo meritano. Contro il Misimei si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi e che ha visto la partita lo sa, il San Giorgio ha fatto comunque una buona partita nonostante la sconfitta. Oggi non ci sono state grandi occasioni sprecate, però ha lavorato molto bene la sua difesa, oggi ho visto una difesa che ha lavorato molto bene. La difesa ha lavorato bene, sì, però c'è da dire che il centrocampo ha retto bene, ha chiuso tutte le linee di passaggio, ha giocato bene aggressivo sulle seconde palle, perché lo sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra che gioca molto anche su questo stile di gioco, c'è da dare merito ai miei giocatori che hanno interpretato bene la partita. Tu hai detto che abbiamo creato poco, no, perché dico abbiamo fatto sull'1-0, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, poi siamo arrivati 2 volte a tu per tu, quindi c'è da dare merito anche a Di Paola perché oggi ha fatto una super partita, per me è stato uno dei migliori in campo, quindi se un portiere è uno dei migliori in campo c'è da dare merito alla nostra squadra che ha creato quelle occasioni che potevano chiudere prima la partita. Abbiamo sbagliato in questo, però abbiamo fatto il 2-0 con merito, con una grande azione. Prima Toto Maltesi è arrivato a tu per tu con un'azione ben orchestrata da dietro e con 4 passaggi siamo arrivati in porta. Quindi sono soddisfatto della prestazione di oggi, ma più che altro soddisfatto perché a livello mentale io oggi avevo chiesto una risposta alle prestazioni negative di risultato, non come prestazione di gioco. C'è stata e sono contento di questo.